Eccoci alla nostra parte dedicata alla finanza, come sempre con noi Stefano Zara, buonasera, ben ritornato. Allora, un po' una provocazione il titolo, ma non è neanche così, perché ci sono delle speculazioni finanziarie che alcuni chiedono di essere istruiti su come farle, cioè che investimenti fare in un momento come questo, evitare magari di tenere in conto troppa liquidità perché poi magari arriva qualche temuta mazzata, non si sa mai. Altre speculazioni invece che sono state fatte, chiamiamole speculazioni in senso buono del termine, da parte di colossi, di aziende, investimenti che hanno stravolto gli orizzonti nel breve periodo. E allora cosa c'è di nuovo? Cosa bolle in pentola? Cosa è successo? Il consiglio più sensato che si possa dare oggi alle persone è di stare con gli occhi e con le orecchie aperte, insomma, ascoltare. Non leggere solo i giornali, comunque i giornali ci rendono anche facile la cosa in quanto non mettono quasi nulla di interessante, se non siano le stesse solite cose. Ma nel mondo stanno accadendo fatti, ma parlo delle ultime settimane, molto interessanti per ciò che riguarda il modo in cui viviamo questa nuova era. No. Abbiamo detto che Covid ha spinto sostanzialmente tutti noi ad essere più attenti al nuovo, che non vuol dire smanettare sul computer e basta, ma vuol dire lavorare, imparare, migliorare le proprie competenze professionali o scolastiche, vuol dire fare affari, vendere per le imprese. Le imprese hanno imparato a produrre a minori costi e a vendere utilizzando canali alternativi a quello fisico. Questo non vuol dire che quello fisico scomparirà, ma se ne è aggiunto uno. Se no spaventa la maggior parte delle persone. Non scomparirà l'aspetto fisico, assolutamente. Però stanno accadendo cose nuove. Stanno nascendo decine di società che si occupano di telediagnostica, decine di società che si occupano di e-learning, cioè vendita di istruzione a distanza. E sono cose che piacciono? Sono cose che stiamo imparando ad usare. Questo non vuol dire che ci piaccia, perché niente sostituisce il rapporto interpersonale, però dà la possibilità a persone che non lo possono fare e non preclude opportunità a chi non può incontrare e muoversi. Mondo dell'arte. E quello che sta facendo il mondo dell'arte, poi lo tiro fuori, ma poi approfondiamo questo concetto in virtù di una notizia di attualità. E poi il denaro. Il denaro è quel mondo legato alle criptovalute, che è un mondo a metà strada fra il non so cosa sia e un'opportunità che credo possa diventare o rischia di diventare dominante nei prossimi anni. Il discorso delle criptovalute e anche i limiti della legalità in molti casi. Assolutamente, è un universo deregolamentato e questo è il suo limite. Altrettanto vero che chi ci sta entrando, e parlo di grandi imprenditori, sta segnando un po' la via. Il $1,5 miliardi di dollari che Musk ha investito in Bitcoin è stata una scelta aziendale. Cioè, avevano 19 miliardi di liquidità, ha messo l'8%, hanno fatto le loro valutazioni e figuriamoci se uno come Elon Musk fa o prende delle decisioni in maniera emotiva. Hanno staff di analisti, gente che gode della migliore portistica oggi disponibile sul pianeta. Se ha deciso di metterle in Bitcoin invece che sull'oro, sulle azioni, vuol dire che avrà fatto le sue valutazioni. E parliamo di imprenditori non di primo pelo. A fianco Elon Musk, che aveva una mostruosa liquidità accantonata in Tesla, ne ha messo una fetta, 8, l'ha messa perché pensa che da qua ai prossimi 10 anni ci possa essere un ritorno. Ci sono imprenditori come Michael Saylor di MicroStrategy. Parliamo di un'azienda non di visionari squilibrati, esaltati, parliamo di imprenditori che hanno circa 60 anni, che hanno partecipato alla prima ondata internet all'inizio degli anni, che sono CEO di società che sono quotate in borsa da almeno 20 anni, che godono di stima del mercato, degli analisti e hanno team di collaboratori che sono l'eccellenza. Eppure anche Michael Saylor ha deciso di mettere la liquidità della sua azienda, un altro $500 miliardi, di investirla in Bitcoin.
pazzo, non lo so, vedremo, insomma, sono cose che osserviamo. È giusto in questa fase in cui ci sono cambiamenti così veloci e anche così dirompenti non arrivare a delle conclusioni, semplicemente però essere attenti, osservare un mondo che cambia. Nessuno ci avviserà quando il mondo sarà cambiato, sono cambiamenti che avvengono di giorno in giorno. L'accelerazione che tutto il mondo della realtà aumentata, di videogames, per dirla banalmente, aziende come Roblox, chi ha figli, nipoti e quant'altro sa di cosa stiamo parlando. Che traduciamola oggi, per chi non ce li ha invece, che sarebbe? Sono degli videogiochi interattivi che consentono ai giocatori di animare personaggi, pupazzetti di un villaggio o di un mondo virtuale e poi avventure e quant'altro. Bello da vedersi, non lo so giocare, però vedo chi ci gioca, è abbastanza divertente. Roblox oggi vale 40 miliardi. Mondo di Bitcoin è un mondo che sta esplodendo anche dal punto di vista finanziario. Ma allora cosa vuol dire questo investo BlockFi è una investo piattaforma. In questo? Ti faccio un esempio molto banale. Negli Stati Uniti oggi è possibile prestare Bitcoin e mettere a garanzia Bitcoin per ricavarne denaro vero. La piattaforma BlockFi è una piattaforma che ti consente di prestare un altro i tuoi Bitcoin ricevendo un tasso di interesse, oppure di mettere a garanzia i tuoi Bitcoin e ricevere un fido in dollari sul tuo conto corrente. Si va verso Sono cose a rischio un po'. Ma no, rischio, attenzione, se c'è qualcosa che non riesco a definire rischio, è una progressiva e anche incontrollata deregolamentazione di settori strategici come il credito, si va verso una sorta di mondo del credito parallelo. Non so quanto prenderà piede, in che misura si svilupperà. È altrettanto vero che ci sono negli Stati Uniti, presso la SEC, che è la Consob americana, ci sono 7 richieste di autorizzazione per ETF sul mondo Bitcoin. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche le banche, tra virgolette, ufficiali vogliono metterci un soldo. E se lo fanno le banche ufficiali ci mettono un soldo sui Bitcoin, vuol dire che molto denaro andrà in quel mondo. Poi ovviamente è un mondo che non appartiene alla proposta di investimento oggi di una banca di investimento, no, il cliente ci può entrare unicamente attraverso delle piattaforme. Attenzione. Ecco perché sono cose un po'... O sei navigato e capisci quello che stai facendo, altrimenti rischi di buttare via i E l'arte? L'arte, ecco, cronache dell'ultima settimana, Beeple, ossia Wilkeman, è un illustratore del Wisconsin, abbia 41 anni, molto conosciuto, molto anche apprezzato, che è diventato il terzo artista vivente più pagato. La sua opera Every Days, che sono un collage di 5.000 illustrazioni, ma in file JPG, brutalmente, è un file JPG. 5.000 illustrazioni, questo collage lui l'ha ideato, costruito, assemblato in un periodo che va dal 2007 al 2013, quindi ogni anno, con una risoluzione che è molto alta, mi pare sia 20.300 pixel per 20.300 pixel, poi chi è tecnico e smanetta su queste cose capisce di cosa stiamo parlando. C'è un'opera che è particolare, che attraverso la nuova mondo degli NFT, non fungible token, ossia tu hai la possibilità di conferire un file, un'opera digitale e renderla unica. Quindi il non fungible vuol dire il Bitcoin è un fungible token, posso scambiarlo, io il mio Bitcoin posso cederlo a un altro. Il non fungible io non posso scambiarlo, quindi il mio quadro, la mia opera d'arte, ma può essere, faccio un esempio, all'inizio dell'anno, a gennaio, sempre che attraverso la tecnologia di NFT venne venduto all'asta un filmato, chi conosce il basket, una stoppata di LeBron James, un file di qualche secondo di immagine, venduta per $100.000. Questa non fungible token vuol dire che io garantisco l'unicità dell'opera, c'è solo quella, e la proprietà dell'opera appartiene a. Questo è inviolabile. Quindi come se venisse registrata, sostanzialmente. Sì, come se fosse registrata, non è duplicabile. Io poi posso, come proprietario, metterla a disposizione, quindi creare tutto sommato anche un percorso artistico in cui
un mio museo virtuale digitale, espongo le mie opere. A pagamento? A pagamento. Ma questo Beeple sostanzialmente cosa ha fatto? Beh, Beeple è un'asta che è durata 3 giorni. No? Everydays parte il primo giorno a $100. Ed è arrivato a 69 milioni. Cioè una persona faceva l'investimento. Un artista conosciuto e anche apprezzato, ha costruito quest'opera digitale e l'ha messa sul mercato. Che è partita a $100, vendita a $100. È partita a $100, poi aveva successivi rilanci. Quindi se uno magari faceva il business, la comprava a pochi soldi, poteva poi venderla a cifre o no? No, diciamo che poi è un'asta molto interessante che dice molto del mondo in cui viviamo. È un'asta in cui hanno partecipato. Allora, c'è uno studio, me la sono studiata sta cosa, perché è molto interessante. Chi ha partecipato a sta cavolo d'asta? Ci ha partecipato per il 50% il pubblico americano, 55% del pubblico americano. Il 25% erano europei, quindi 55 più 25 fa 80, il resto asiatici. Quindi grossa. Il mercato americano è un mercato già maturo per queste cose, no? Visto che anche Jack Dorsey, che è il capo di Twitter, ha venduto il suo primo tweet, mi pare, a 2,5 milioni, cioè è un mondo in cui tu puoi costruire l'oggetto da venderle e proporlo al mercato. Il mercato non stabilisce la quotazione in base al fatto che abbia una solennità artistica o risponda a dei requisiti di classicità artistica, no, stiamo di fronte a qualcosa di nuovo, di assolutamente nuovo, tanto nuovo che nell'ultima giornata d'asta il 60, non di più, quasi il 70% di chi ha partecipato era millennial, chi ha comprato è un millennial, quindi ha 40 anni. Sappiamo che chi ha comprato appartiene ha anche una società che si occupa di cripto, quindi è in quel mondo che ha trovato i suoi estimatori, ma è altrettanto vero che quel mondo oggi ha risorse economiche tali da poter far sì che certe offerte, non è importante che questa gente pensino che questa cosa qua sia fuffa, che sia una bolla, in parte forse lo è altrettanto vero che non possiamo chiudere gli occhi e non vedere, e cercare nel modo anche più corretto possibile di farci la nostra opinione. Non tutto quello che è nuovo sarà scartato, anzi molto di questa tecnologia sarà utilissima per ciò che riguarda la valorizzazione della proprietà intellettuale, del lavoro intellettuale. Sì. Ma quello che ci si chiede è quanto questo periodo Covid ha condizionato, ha influito a far scaturire queste nuove forme di investimento? In maniera incredibile. Ci sono ha dato un'accelerazione, non so quanto, ovviamente a fronte di quanto di male ha arrecato, ha spalancato in maniera ancora non eclatante. Non riusciamo ancora a valutare, perché siamo talmente presi dalle notizie negative e dal ciarpame che c'è intorno che non cogliamo questi semi che di fronte agli incendi delle foreste insegnano, la natura insegna, dopo un grande incendio si crea un ambiente unico per fertilità e potenzialità di crescita. Quindi chi è bravo, anche chi riesce a cogliere questo momento quanto unico e a fare delle speculazioni in questo senso. Insomma, io ho delle amicizie con le quali magari mi relaziono, parlo, ci confrontiamo, insomma, non c'è mai stato un momento così fervido per ciò che riguarda anche la nascita di società. Immagino tutto quello che sta nascendo nel campo della realtà aumentata, della realtà virtuale, anche in campo medico. Questa accelerazione ha fatto sì che non sia solo Bitcoin, Ethereum, criptovalute, sì, questo è l'aspetto più, tra virgolette, evidente, più eclatante, ma tutto un mondo legato alle tecnologie sta dando un impulso a catena. Mai come adesso queste realtà sono integrate tra di loro, per cui possiamo leggere di società che si occupano di videogiochi, che hanno situazioni di contiguità con altre aziende che si occupano di realtà aumentata e che servono per risolvere problemi medici legati all'Alzheimer o all'apprendimento in bambini che hanno difficoltà cognitive. Cioè, non esistono settori a compartimenti stagni nel mondo di oggi, così talmente interconnesso, e soprattutto nel digitale queste interconnessioni sono elastiche ed esplosive ed inclusive, anche tra settori molto distanti gli uno dagli altri.
Che consiglio quindi per il semplice? Stare con gli occhi aperti, poi ci perdiamo ancora a leggere sui giornali di economia e finanza che c'è il rialzo dei tassi in America. Qualcosa devono scrivere e quindi tutti infatti... preoccupati, rialzo dei tassi in America, ai mutui che sa, perché adesso il giornalista per vendere giornali deve spargere un po' di terrore anche sulla possibilità che i mutui, ma insomma è salito di un po'. Tutto nasce dal fatto che la manovra di Biden immetterà 1.900 miliardi di liquidità in un sistema economico che sta già meglio del previsto. Questo meglio del previsto, che riceve anche soldi, può innescare delle tensioni inflazionistiche. Questo ha fatto salire un po' uno 0,4 il rendimento dei titoli di Stato americani, e questo sta creando delle tensioni sul rialzo dei tassi, ma insomma il nostro Euribor è sempre negativo a meno 0,5, è salito di qualche centesimo il decennale al quale è legato il famoso IRS, che è il tasso di medio-lungo termine utilizzato per determinare i tassi dei mutui, i tassi fissi dei mutui. Quindi qualcosetta probabilmente diventeranno, tra virgolette, più appetibili i tassi variabili, perché sono legati appunto all'Euribor, che rimane drammaticamente negativo e sotto lo zero. È tanto vero che è una situazione non abnorme, insomma, no? E tornando invece, arrivando a casa nostra, perché abbiamo visto i paesi, gli Stati Uniti, l'Asia, come vanno, eccetera, questi investimenti, queste speculazioni, tutto quanto nasce dal di fuori. In Italia adesso con Draghi, come dal punto di vista... L'Italia sembra un paese spento, un po' lo spegniamo noi, perché ci focalizziamo sempre sulle cose, ovviamente sbattiamo la testa laddove pensiamo che ci sia il problema, cercando di risolvere, come parlandone ogni giorno e ogni giorno parlandone sempre di più. Della stessa cosa. Quindi ci precludiamo tutto il resto. Quindi un po' non apriamo gli occhi e non cerchiamo di capire quello che è. Basta vedere se il satellite entra un po' in tutte le case, no? Fare un giro e vedere quello che dicono anche negli altri paesi. Ovvio che Covid è ancora un'emergenza, è ancora un problema. Ma è sempre parlare in negativo, effettivamente, invece però, ormai insomma, esiste e basta. No? Esiste e basta, ne verremo fuori, perché ne verremo fuori, non è una cosa che Ma un governo Draghi potrebbe darci una spinta rilevante dal punto di vista come è successo quando c'era in Europa? Oppure... Che sia una brava persona, che sia competente, che sia molto competente in alcuni ambiti, sicuramente sì. Sono dell'idea assolutamente personale che per far ripartire un paese serve un imprenditore, bisogna essere imprenditori nel senso anche letterale del termine, quindi far quadrare i conti è una cosa importante, benissimo, soprattutto se a farlo è una persona seria, poi però va lasciata, va liberata la grande ricchezza del nostro paese, quindi mettere nelle condizioni di lavorare, gli imprenditori che hanno sempre brillato per intelligenza e capacità di fare il loro mestiere. Infatti adesso è tutto frenato per paura, sempre per paura, no? Quindi questo è un problema grossissimo. Si può morire per paura. Si può morire di paura, si può morire per inedia, si può chiudersi nell'angolo, che è la cosa più sbagliata, sperando e aspettando che passi, ma forse è la cosa più sbagliata da fare. Insomma. Assolutamente. Allora Stefano Zara, grazie di questa analisi che è stata fatta, anche delle opportunità di visione che naturalmente possono esserci, guardando oltre, non limitandosi, come diceva all'inizio in esordio, a quel che sta scritto, ma andando a consultare attraverso altri sistemi, affacciandosi al mondo attraverso internet a un certo punto, riconoscendo le informazioni corrette. Riconoscendo che è complesso, complicato, difficile, è la cosa più difficile, però non abbiamo, è come aprire una finestra, cioè poi nelle giornate riesce facile vedere delle cose, un bel panorama, altre è più complicato, ma se non lo facciamo e stiamo chiusi in casa è peggio. Assolutamente. E allora con questo grazie ancora, noi ci lasciamo naturalmente e ci vediamo come sempre domani. Arrivederci, buona serata, arrivederci.